In questo spazio, in collaborazione con la rete Enterprise Europe Network, approfondiamo ora l'altra opportunità offerta dal programma, quella di ospitare giovani stranieri nella propria azienda. Lo facciamo con rappresentanti di alcuni punti di contatto dell'iniziativa, iniziando dalla Camera di Commercio di Torino. Per chi ha un'idea di impresa è l'occasione giusta per metterla alla prova attraverso un confronto quotidiano con chi quella strada l'ha già percorsa. Per un imprenditore esperto, accogliere un aspirante imprenditore presso la propria azienda vuol dire portare nella propria azienda una persona giovane, spesso fresca di studi, che può portare sicuramente innovazione all'interno del proprio business e aprirlo verso nuovi mercati. Erasmus per giovani imprenditori è rivolto sia a titolari di piccole e medie imprese che a professionisti di qualsiasi settore economico o professionale, sia all'interno dell'Unione Europea che al di fuori. L'altro punto di contatto interpellato, Union Camere Veneto, è anche l'organizzazione che proprio poco tempo fa ha supportato lo scambio numero 10.000 di questo programma ormai collaudato e per il quale si può fare un bilancio. Questo è un traguardo di tutto il network di quasi 200 organizzazioni intermediarie in tutta Europa. È certo che noi siamo parte del programma dalla fase pilota, stiamo parlando del 2009, e siamo stati la prima organizzazione italiana in fare parte del progetto Azione Pilota EIE Global, ovvero abbiamo supportato oltre 40 scambi nello stato di New York, negli Stati Uniti. Una delle criticità del programma però è che queste aspiranti imprenditori vengono talvolta confuse con stagiste, con persone che vogliono fare formazione simplemente all'estero e non vengono considerati come vere e proprie realtà imprenditoriali. E questa è una criticità che stiamo risolvendo con il tempo. E un'altra è che questo programma deve collegarsi anche con delle azioni particolari nel loro territorio, perché queste start-ups, questi aspiranti imprenditori hanno bisogno di un supporto locale per le crescite delle loro idee di imprese. Informazioni più dettagliate si possono ottenere sul sito en-italia.eu o consultando gli account Twitter, Facebook e LinkedIn della rete.